Storytime. Evoluzione Radio. Bentornati e bentornati amici e amiche da Marco Ferraro Speaker. Il jazz è nell'aria, stiamo per parlare di questa fantastica musica grazie ai miei protagonisti a fianco. Sto parlando di Mauro Trevisan e Matteo Tiraoro, ovviamente le bandiere del MT Duo. Che tipo di duo è? Che tipo di musica fanno? Già qualcosina in qualche modo, insomma l'ho anticipata, ma non è niente in confronto a quello che ci racconteranno del loro percorso. Ma prima di cominciare, come sempre, vi invito cordialmente a visitare le nostre pagine social, quindi buona navigazione a tutti quanti voi. Per noi invece, ragazzi, una buona conversazione. Ben arrivati, ciao. Ciao. Ok. Buongiorno. Matteo, senti, in linea d'aria io partirei con Mauro, anche per una questione di facilità in questo. Dopo ci si ritorna insieme, ok? Mauro, domanda assolutamente obbligata, ma doverosa. MT Duo, dove comincia questa vostra bella storia? Allora, la nostra storia comincia praticamente nel posto di lavoro, perché ci siamo conosciuti ovviamente come autisti, perché facevamo gli autisti. Okay. Io facevo, Matteo lo fa ancora, e così parlando io avevo fatto una registrazione, la prima volta proprio in vita mia in sala di registrazione avevo fatto delle prove, sì, e ho regalato a Matteo il CD con questi 4 standard jazz che avevo Ti lascio una demo, sono quelle cose un po' così, ok. Esatto. e gli era piaciuto e da lì abbiamo cominciato, perché oltre al jazz suono anche rock, pop. Sì. E siccome Matteo ha una storia che suonava Dire Street, Pink Floyd, gli ho fatto sentire una registrazione del pezzo, di un pezzo che praticamente era dei Dire Street, dove c'era Michael Brecker all'epoca che aveva fatto il pezzo con il sassofono. E gli avevo scritto: Matteo, questa è per te. Certo. E da lì ha cominciato una dichiarazione d'amore, insomma. Chiaro. Prima scrivevano le lettere, invece adesso mandano i CD. Ci si evolve in questo. Però specifichiamolo, Mauro, hai parlato di sassofono perché tu nel MT Duo suoni il sassofono. Assolutamente sì. Okay. Ho cominciato nel 1986. Chapeau. Ecco, quando c'era il mio primo insegnante, proprio è stato Maurizio Caldura, che era un famosissimo jazzista di Mestre. Sì. Andavo proprio a casa sua a Spinea, che tra l'altro insieme a lui siamo andati a comprare il mio primo sassofono, perché ne avevo uno a noleggio. Mi ha detto: non si può ascoltare, te ne faccio ci penso io, e quelle sono belle soddisfazioni. E da lì è partito tutto. C'era il famoso locale al Vapore a Marghera, che saluto Stefano Pesce, il proprietario, e dove praticamente tutta la storia jazz della nostra zona praticamente, e anche da tutti quelli che arrivavano da fuori, è stato un punto di riferimento per tutti i musicisti dell'epoca, e non solo per il jazz, anche per il blues. Certo, un bel incontro in questo, chiaro. È stato molto bello, e da lì praticamente il mio primo approccio con il sassofono, io ero entusiasta di Sade, che era una cantante di quel periodo, che è venuta fuori con lo smooth jazz, di un'eleganza. Smooth operator. Esattamente. Certo. E da lì praticamente è cominciato tutto. Poi ho cominciato a interessarmi agli standard jazz, con i vari artisti, Coltrane, Dexter Gordon, Stan Getz, e per arrivare alla fine al mio idolo proprio, che è Scott Hamilton, che è un sassofonista che ho conosciuto di persona al Blue Note a Milano, che si vede, quello che si vede dalla foto. Certo. Una persona di una semplicità, di una gentilezza incredibile, che è veramente eccezionale. Io proprio è stato un colpo di fulmine. La prima volta che ho sentito un pezzo suo ho detto: ecco, io voglio suonare come lui. Certo. E ho avuto la fortuna di conoscerlo anche grazie a Michele Polga, che è un sassofonista molto famoso, lo stesso qua del Triveneto, e che mi ha presentato Alfred Kramer, che tra l'altro era il batterista che ha suonato con Scott al Blue Note. E da lì cosa nasce cosa, ho scoperto che Scott viveva qui in Italia, che io pensavo tornasse in America. Certo. E da lì sono riuscito a agganciarmi, grazie a Michele Polga e a Alfred Kramer, che organizzavano dei workshop con Scott, e ho avuto la possibilità di parteciparne a diversi, e proprio per averlo proprio a una distanza di 2 metri quando suona. È stato anche per lo scambio una persona, un grandissimo sassofonista, ma di una semplicità eccezionale. Si parla di colpi di fulmine. Matteo, com'è stato, immagino, insomma, il colpo di fulmine professionale dopo che hai ricevuto questo CD? Il tuo percorso pregresso all'MT Duo, comunque chitarrista, giusto in questo? Sì, io ho sempre suonato la chitarra, ho suonato in svariate band, ho suonato un po' di tutto, dal jazz al country al blues. Ho fatto anche un anno con l'orchestra, le polche, le mazurche, il liscio
insomma orizzonti, musica, certo. ovvio che ho i miei generi preferiti, da chitarrista ho i miei chitarristi preferiti, Mark Knopfler su tutti, Mauro lo anticipava, io sono cresciuto a pane, Nutella e Dire Straits, quindi questo lo dico sempre, ma dopo ovviamente come tutti i chitarristi, Clapton, Santana, i grandi classici, quelli che hanno uno stile riconoscibilissimo, ecco, diciamo, sono i miei grandi chitarristi preferiti. Certo. Ecco, da lì Mauro mi dà il CD, ovviamente una dichiarazione d'amore musicale, si intende, certo. E quindi da lì ho detto, Mauro, io non sapevo suonarsi nonostante avevamo lavorato tanti anni insieme, e ho detto, quello che sento è che tu suoni col cuore, perché questo lui fa. E quindi a me questo approccio alla musica piace molto, ho detto perché no, proviamo a unire i nostri generi. Sì, certo. Io ho più una propensione al rock blues, al country blues, e quindi lui invece viene più dal mondo jazz, come ha già detto, i suoi artisti preferiti eccetera, e abbiamo trovato questo matrimonio musicale che funziona benissimo, perché alla fine il risultato, i nostri duetti sono delle improvvisazioni su temi ovviamente storici internazionali, ma anche in musica italiana, dove riusciamo a riproporre, a rendere riconoscibile la canzone nelle fasi, diciamo, del tema principale, e poi ci allarghiamo a nostre interpretazioni suonate ovviamente col cuore. Certo. Carta e penna alla mano, per quello che possiamo fare lo facciamo senz'altro. I contatti che già qua sotto vedete passare fin dal principio, adesso li rimenziono perché sono dei punti esclamativi, degli swing, diciamo così, anche per dare degno appuntamento insieme con i miei ospiti. MTDuo_Gem, pagina Instagram, MTDuo semplice, perfetto, pagina Facebook. Abbiamo anche la email matteo.tiraoro@gmail.com per scrivere a Matteo eventuali richieste, curiosità, domande che non sono emerse nel corso di questa nostra bella conversazione. Se avete magari anche curiosità di scoprire un po' come può essere la carriera, come può essere anche la vita di un musicista come loro, anche per aprire da un vostro punto di vista un'altra bella chiacchierata. 328 8211 345, risponde sempre Matteo, poi eventualmente Matteo lo dirà anche a Mauro chi ha telefonato, così tanto per riempire questo bello dialogo, con messaggi WhatsApp, prenotazioni eccetera. Ma per il resto, signori, io vi ringrazio per aver parlato con me, per aver portato il vostro swing qui da noi, e buoni concerti, buona musica. Grazie a voi, alla prossima, e viva la musica. E allora, salutando infine i miei graditi ospiti Mauro Trevisan e Matteo Tiraoro, MTDuo, da Marco Ferraro Speaker, un grande abbraccio, ciao, grazie a tutti, ci vediamo alla prossima, bye bye. Storytime, Evoluzione Radio.